Ciao a tutti amici di Sgaialand e benvenuti all'odierno episodio di La Posta di Sgaialand. Oggi ci scrive Massimo. Cara Giulia, ti scrivo dopo l'ennesimo litigio con la mia ragazza. Il problema è il suo migliore amico. Quando io e lei ci siamo messi insieme 4 anni fa, Filippo è stata la prima persona che mi ha presentato, dicendomi che loro due sono amici da quando lei era molto piccola, hanno un legame speciale. Io amo Laura, ma non posso tollerare di condividerla con questo tipo, che si comporta come se lui fosse il moroso ufficiale. Lui non è un amico, lui ci prova, e Laura continua a dirmi che vedo cose che non ci sono. Ma lo shopping con lui, il cinema con lui, le serate con lui, questo secondo me non aspetta altro che saltarle addosso. Ma lei come fa a non accorgersene? Cosa posso fare? Massimo, grazie per avermi scritto. Innanzitutto, la cosa che mi preme chiarire è chiederti come mai proprio adesso arriva questa rabbia, questo dubbio che Filippo possa non essere solamente un amico. Con Laura mi pare che il rapporto prosegua da 4 anni, quindi cosa è accaduto in questo momento che ti fa sentire questa spina nel fianco? Dall'altra parte, quando la rabbia si sarà un po' abbassata, forse è il caso di pensare che se effettivamente Laura conosce Filippo da così tanto tempo, significa che ha già fatto una scelta di campo. E la scelta di campo in questo caso sei tu, che sei stato presentato come moroso ufficiale sin dal primo momento, quasi una presentazione in famiglia. Appunto su questo vorrei poter riflettere. Hai mai pensato di poter parlare direttamente con Filippo? Magari ciò che tu vedi come un possibile rivale, in realtà è solamente un ragazzo che vede in questa amica una specie di sorella minore da proteggere e alla quale vuole molto bene. Mi sembra che il problema qui, più che Filippo, sia un problema di gelosia. La gelosia spesso nasce sia dall'amore, ma la base è l'egoismo. E questo non lo dico io, lo dice direttamente De La Rochefoucauld. Mi spiego meglio. Stare con qualcuno significa pensare di essere per quella persona indispensabile. Vedere che per il nostro amato o la nostra amata c'è qualcos'altro può farci sentire un po' meno amati, un po' meno desiderati? Sei sicuro che quindi il problema non sia tanto Filippo, ma il fatto che Laura possa dividere il suo interesse con anche qualcun altro? Dall'altra parte ti invito a prendere la sgaia. Se effettivamente un rapporto così forte sta funzionando, vuol dire che forse Filippo è davvero semplicemente un amico.